benvenuti al Commendone Veneziano. Allora, Fioi, prima di questo Giro d'Italia ho fatto il Giro del Trentino per entrare in forma e ragazzi, pazzesco, sono arrivato a ottavo in classifica generale, però ho vinto la cronometro a squadre, quindi ho 5 vittorie, questa è una bella soddisfazione. Si parte con la cronometro a squadre, il Giro d'Italia, Fioi, è un rischio che mi voglio prendere, perché ci sarà sicuramente gente devastante. Il mio obiettivo è cercare di vincere la classifica dei giovani, ma sarà durissimo. Certo, se ce la faccio è una bella botta per la carriera. Speriamo. Chiaramente non posso fare tutto il giro in un solo video, vediamo quante tappe riesco a fare, questo la simuliamo, chiaramente. Quindi già una simulata, la forma c'è, dai. Ti prego, non farmi perdere troppo in questa tappa. Adesso vedi la vinco, no? Vincerla no, però... Cazzo. Siamo praticamente, non dico l'ultima squadra, ma abbiamo già 1 minuto e 50 dalla prima maglia rosa, che è quel porco, questo porco qua. Vabbè. Ok, abbiamo preso un po' le bombe, però ci sta, dai. Vediamo la seconda tappa, le prime tappe saranno, penso, di pianura, di solito, tappe per i velocisti, non sempre così, però. Vediamo la tappa 2 del porco giro. Simulating, nuovo giorno, ok. Dai, voglio vedere qual è la seconda tappa di questo giro maledetto. Ok, ok, una pianura, ok, va bene, dai. Perfetto, ce la spariamo, facciamo vedere proprio gli ultimi chilometri, dobbiamo cercare di tenere l'energia perché la freschezza, come possiamo vedere, è molto negativa. Io comunque proverò sempre a scattare, ragazzi, questo è il mio stile. Ogni gara non si sa mai. Soprattutto all'inizio. Ok. Allora, parte già sto porco, bene. Aspettiamo, chiaramente come siamo nel gruppo di testa, è chiaro che ci staremo ancora poco, però è già una soddisfazione. Scatto proprio alla fine, sarebbe importante fare avere una sculata di finire tra i primi 10, cosa un po' dura però. Guarda che va a vincere sto stronzo, il francesino forse. Dai, un italiano, che niente. Peccato, il Kuma ormai è... Cazzo, il Kuma è già... Oddio, calma. Muovite, 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 muovite. Sì, cazzo, non a posto. Cazzo, incredibile. Godo. Mamma come godo che in Kuma chiaramente nel gruppo, nel peloton che conta, più uno meno di forma. E adesso valutiamo che fare, insomma. I velocisti comunque ci sono tutti, non mi ha fatto un nono posto che per quanto possa non essere importante, perché fino non ho preso bonus e niente, per me è una soddisfazione nono al Giro d'Italia, cazzo. Sì. Guarda che figata. Ta 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 screenshot. Vaffanculo, le case mi coprono tutto, porca troia. Vabbè, vaffanculo, niente screenshot. Voglio provare ad andare prima, sinceramente. Stiamo così per il momento, stiamo così, prendiamoci un piccolo vantaggio ma non troppo. E scappiamo adesso. E il Kume scappa adesso. Il Kume è un po' pazzo, a 1,5 km prova la fuga. Il Kume ci prova adesso, ma sa che è praticamente impossibile vincere. Ma io ci provo lo stesso perché ho il cuore. Perché è il cuore kumendiano. 3. No, cazzo, ho sfilato il podio, eh. Uno, almeno tra i primi 5, dai cazzo, regalami il sogno tra i primi 5. Sesto, Sasha Modolo di merda. Sì, sto facendo un po' più di fatica. Come non mi mollare adesso, porca puttana, sto stronzo della Discovery Channel mi spacchi i coglioni. Dai, come resisti? Come deve rientrare a tutti i costi. Bravo Kuma. Perfetto. Very good. Siamo rimasti nel gruppetto.
Nel gruppetto siamo a 36 secondi dal gruppo 2, questo è molto importante sinceramente. Dovremmo cercare di tenerla sta cosa, per già guadagnare qualcosa. Niente, il pelotone è tornato, porca troia. Sta sul cazzo il peloton. Siamo in 45, siamo rimasti comunque, in realtà si è ben sfaldato il gruppo. 5 chilometri. Ormai ci siamo ragazzi. Guarda, tutti appiccicati, cazzo. Mamma mia, sarà durissima. Parte un po' prima il Cume, ci prova. Mamma mia. Vai Cume, bravo. Non sono tra i primi 10, ma comunque ho tenuto, dai. Va bene, ragazzi, va bene. Ho la maglia bianca di miglior giovane e godo. Adesso la tappa 6 che possiamo anche simularla, così ci riposiamo un attimo, perché che sbordo siamo le sfai. Siamo veramente distrutti. Ok. Siamo 21esimi. Bene. Giovani. Siamo ancora primi, perfetto, 10 secondi da Adam. Adamone che 80 montagne, 79 colline, cazzo, quindi insomma sono contento di essere davanti. Andiamo a fare l'ultima tappa di oggi, facciamo 7, 14, 21. Vediamo l'ultima tappa se è in linea, cioè se è pianura o collina o che cazzo ne so. Spero collina, dai, per staccare un po'. Certo che con in montagna vedo che faccio fatica comunque. Collina, che sporo 257 km. Questa è dura, raga. Dio ultima tappa di giorno, non ho la borraccia, guarda, sono incazzato nero. C'ho la squadra che è proprio rincoglionita, Dio santo. Vabbè. Adesso rischio anche, vabbè. Va bene, ora sto calmo perché è meglio. Dai, come, dai. Se ne sta andando sto fio della mignota. Il cume è qua. L'importante è non perdere le posizioni. Siamo vicini a sti... Se devo stare senza borraccia perché ho la squadra handicappata, ma Dio santo. Vabbè. L'unico che non è borraccio, vabbè, lasciamo perdere. Stanno aumentando un po' il ritmo. Stanno aumentando un po' il ritmo stifi della mignotta. Vai di gel. Devo andare un po' prima. Vai Come prova, il Come ci prova, è pazzo. Il Come è pazzo, ci prova. Il Come è pazzo, ci prova. Il Come è pazzo, ci prova, ti prego. Ti prego, sì. Sì, cazzo, ho vinto la tappa del Giro d'Italia. Sì. Mostruoso. 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 Ho vinto la mia prima tappa al Giro, Fioi. Al mio primo giro, la 7ª tappa. Ho fatto la storia, Fioi. Il Come ha scritto una pagina storica del ciclismo italiano. Non ci credo, sono partito alla grande. A 2 chilometri sono partito e ho vinto. Grande Kuma. Non siamo ancora nella globale, ma presto ci saremo. Grande Kuma. Montagna, vabbè, chi se ne fotte. Migliori giovani 20 secondi, dai che siamo ancora primi, ma ho vinto una tappa, ragazzi. E questa è pesantissima. Grande Kuma. Yes! E adesso posso partecipare anche alle Tour de France, che però farò il prossimo anno, chiaramente. Perfetto.
Mamma che vittoria pesante. Sono quasi a livello 17, probabilmente posso arrivarci già in questo giro, così miglioro di parecchi parametri. Raga, un saluto dal Comenda Veneziano, sono provato perché ho fatto una vittoria mostruosa. Ciao!